La polizia ha arrestato a Udine due uomini di 30 e 44 anni e una donna di 37 incinta, ritenuti responsabili di due truffe ai danni di donne anziane a San Pietro al Natisone e Flaibano. Gli agenti della mobile della questura del capoluogo friulano, coadiuvati da una volante del commissariato di Cividale, hanno intercettato un'auto sospetta fuori città e bloccato i tre al casello di Udine Sud. Nella vettura sono state trovate decine di monili d'oro recuperati insieme alla fede sottratta a una 72enne. I due uomini sono stati portati in carcere, mentre la donna è stata rilasciata per la gravidanza in corso. Le indagini hanno evidenziato modalità simili in entrambe le truffe, con telefonate di falsi carabinieri e richieste di denaro o gioielli per evitare presunti arresti o sanzioni. I tre sono inoltre indagati per ricettazione per altri monili sequestrati riconducibili ad analoghe truffe. L'ultimo caso, ma non l'ultimo definitivo, che porta sempre più a tutelarsi, allertando le forze dell'ordine per evitare di cadere nella trappola, come ci consiglia l'esperto. Il tema truffe si banalizza il tema, in realtà, come ho sempre detto, è un reato seriale, è forse l'unico reato dove è prevista la partecipazione attiva della vittima. Questo la dice alla lunga. Partecipazione che però in qualche modo, con il trauma che si subisce, interrompe quella partecipazione che dovrebbe essere da quel momento in poi attiva con le forze di polizia, con la magistratura, con l'intento di far pagare la giusta pena e il giusto risarcimento.